È curioso, ma durante tutta la sua lunga carriera Giambattista Tiepolo non fu mai incaricato dallo Stato di eseguire delle opere per il governo. Il più grande artista del suo tempo fu sostanzialmente ignorato dal potere della città in cui viveva. Con un'unica eccezione, questa. Siamo a Palazzo Ducale, nella Sala delle Quattro Porte. Tiepolo realizza il dipinto alle mie spalle. È un'opera sostitutiva, come spesso è accaduto nei secoli proprio qui a Palazzo Ducale, quando agli artisti veniva chiesto di riparare o sostituire le opere che erano state realizzate dai loro predecessori e danneggiate da eventi atmosferici, incendi, infiltrazioni d'acqua. Sostituisce un affresco di Jacopo Tintoretto, o meglio, sostituisce la copia che aveva realizzato pochi decenni prima Niccolò Bambini, che è l'autore anche della tela sulla parete di fronte e che era andata nuovamente rovinata. Si tratta di un'allegoria di Stato, o meglio, raffigura l'immagine della città, il mito di Venezia che la sua classe dirigente voleva perpetuare al di là delle stesse evidenze. L'immagine di Nettuno che offre i doni alla città di Venezia. L'immagine quindi di una regina, benché Venezia ormai alla metà del Settecento non regnasse più su niente, dal punto di vista militare era ormai debolissima, gli stessi commerci non eguagliavano quelli dei fasti dell'epoca rinascimentale. Il suo stato di levante era ridotto a poche isolette insignificanti tra il Peloponneso e Creta. Pur tuttavia, questa era l'immagine stessa della città che si voleva mostrare ai visitatori e agli stessi cittadini, per quanto essa fosse anacronistica. Non abbiamo una data precisa per l'opera, sappiamo però che nel 1758 Gian Domenico Tiepolo manda a un collezionista francese, Pierre-Jean Mariette, un'incisione del Nettuno, quindi probabilmente a quella data l'opera è compiuta. È un'opera che riassume perfettamente quello che è lo stile della maturità di Tiepolo, questa capacità dell'artista che trasforma quella che è la sua proverbiale travoloccia smagliante di colori, in questo caso viene quasi sporcata con del nero, con dei colori scuri, come noi vediamo molto bene, una sorta di scrittura di nero che insiste nelle pieghe delle vesti, oppure che avvolge questa straordinaria figura di divinità innamorata, qual è Nettuno. Tiepolo per la composizione in qualche modo è vincolato a quella che è il formato orizzontale della tela. Questo spiega anche questa posizione distesa, poco autorevole, ufficiale dell'immagine della Serenissima, che è ripresa come se fosse una sorta di principessa orientale mollemente abbandonata su dei cuscini che si appoggia languida a questo leone ammansito.